È morto a 84 anni il petroliere Giancarlo Miotto, figura di spicco della cronaca economica e giudiziaria tra veneziano e trevigiano. Con la sua Miotto Generale Petroli di Marghera, fondata negli anni 50, aveva costruito un colosso dei carburanti che l'avevano portato a rivestire anche importanti incarichi nel settore associativo. Nel 2010 era stato nominato coordinatore regionale di Assopetroli, fornitore ufficiale nel 2012 dell'America's Cup tappa veneziana. Una vita di successi e cadute, dall'affermazione imprenditoriale toccando un fatturato da quasi 250 milioni, una notorietà nella vita mondana, al declino con il fallimento nel 2021 della società. Ma la vita dell'imprenditore è stata segnata anche da episodi che hanno acceso i riflettori della cronaca. Nel 2015 una prima rapina nella sua villa sul terraglio a Marocco di Mogliano, poi nel 2021 l'assalto di un comando armato con l'imprenditore preso in ostaggio assieme a moglie e figlia dai banditi, poi nel 2021 le accuse di violenza sessuale da parte di due ex collaboratrici domestiche, rapporti consensuali secondo la difesa dell'imprenditore. Con la morte di Miotto si chiude una storia imprenditoriale di successi sfolgoranti ed altrettanti tramonti. La data del funerale non è ancora stata fissata.